energia, diversi alberghi trevigiani stanno valutando di chiudere nella stagione invernale, trasformando l'attività da annuale a stagionale. Oggi intanto per protesta luci abbassate nei negozi. Francesco ha fatto quella strada 100 volte, lo strazio del papà di Francesco Favaro, il 17enne morto a San Pietro di Feletto, 12ª vittima della strada nella Marca. Aumentano le morti sul lavoro in Veneto, nel 2022 fino a luglio sono state 2 alla settimana, Verona, Vicenza e Venezia le province più colpite. Andremo avanti fino alla fine, le parole di Domenico Merlo, il padre del cantautore di Rosà, morto di leucemia e che secondo una perizia poteva essere salvato da una diagnosi del medico di base. Nel maggio scorso era stato arrestato dalla polizia per una raffica di spaccati in centro a Treviso, ma dai domiciliari è evaso 8 volte, in cella 22enne. Tappa sul ghiacciaio della Marmolada per i glaciologi di Lega Ambiente, una zona che sta morendo con la perdita in un secolo del 90% del suo volume. Oggi la Mostra del Cinema di Venezia si apre nel segno di Catherine Deneuve, che stasera riceve il Leone d'Oro alla carriera. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dall'area delle colline del Prosecco a quella a sud della Marca che gravita su Venezia. Sono diversi gli alberghi trevigiani che a fronte del caro energia stanno valutando di chiudere nella stagione invernale, trasformando l'attività da annuale a stagionale, con tutte le conseguenze che ciò può comportare. La notizia è arrivata nel giorno della simbolica protesta dei commercianti che hanno spento le luci per chiedere una soluzione immediata al problema del caro bollette. Spegnere le luci vuol dire chiudere, vuol dire spegnere la vita. Luci spente in negozi, supermercati, bar e ristoranti contro il caro bollette per chiedere un immediato intervento sui costi dell'energia. Ma la protesta simbolica messa in atto da Confcommercio, Federdistribuzione e altre sigle del settore nella Marca si accompagna a chiusure che non sono solo più simboliche. Sono diversi infatti gli alberghi che, nonostante la stagione estiva sia andata molto bene, stanno valutando di abbassare le serrande con l'arrivo dell'autunno per riaprirle solo in primavera. Oggi gli alberghi stanno pensando alla chiusura stagionale, cosa che nel nostro territorio non si è mai ipotizzata. La chiusura stagionale, per capirci, da metà novembre a metà febbraio, e quindi trasformare l'attività da annuale a stagionale con una riduzione dei costi nella bassa stagione. L'area delle colline del Prosecco, come quella a sud della Marca, da Mogliano a Preganziol, quelle maggiormente interessate. Una soluzione d'emergenza, quella della chiusura invernale, per limitare i danni, ma che ha delle ripercussioni importanti. Ha una dinamica sull'occupazione, sul il presidio del territorio, sui servizi da fornire, in questo caso ai turisti, ma comunque alla comunità. Discorso analogo per i negozi dei centri storici delle città e dei paesi, perché prosegue Capraro, il caro bollette incide molto più sui piccoli negozi che hanno margini molto più bassi rispetto ai grandi, ed una serranda che si abbassa non è solo un negozio che chiude. Quando incide sui piccoli, lo abbiamo visto durante il Covid, incide sulla comunità, incide sul paese, sulla piazza, sulla via, incide sulle attività di vicinato, sul servizio alle fasce deboli, sulla sicurezza, incide sul presidio sul territorio in maniera diversa, quindi non è solo una soluzione energetica. Allora cosa voglio dire? Se la soluzione è di ordine economico, stiamo attenti che le conseguenze sono di ordine sociale. La pagina degli incidenti stradali in questo agosto: funestato in provincia di Treviso da 12 vittime. Ieri sera ha perso la vita a San Pietro di Feletto Francesco Favaro, aveva appena 17 anni. È un periodo della vita in cui sono degli aquilotti. Ultimamente stava aprendo le ali, peccato che ora sia volato troppo in alto. Queste le parole straziate dal dolore del padre di Francesco, Giorgio Favaro, all'indomani dell'ennesima tragedia stradale sulle strade della Marca, che in questo agosto ormai maledetto conta 12 vittime.
Francesco aveva compiuto da pochi giorni 17 anni e al momento dell'incidente era in sella alla sua moto da enduro, lì in via San Michele a San Pietro di Feletto, che come ci racconta suo padre, strada che faceva 100 volte al giorno. Tratto che ieri Francesco ha percorso per l'ultima volta prima di perdere il controllo della sua moto, schiantandosi fatalmente contro il palo. L'unico palo, faccio per dire, che c'è del telefono, mamma mia, sembra quasi un appuntamento con la morte, è incredibile quello che è successo, non ci rendiamo conto e facciamo fatica a farcene una ragione. Un palo che, come ci racconta anche il padre, nel 99% dei casi si sarebbe evitato. Un vero e proprio palo del destino, proprio lì, a pochi metri da via Zanetti, dove Francesco si stava dirigendo per festeggiare il compleanno a casa di amici e per scartare un regalo a lui speciale, un nuovo casco per la sua inseparabile moto. Un ragazzo umile ha passato le vacanze a lavorare le ricotte, così racconta commosso il padre Giorgio, fiero di suo figlio che quest'estate, per guadagnare i suoi primi risparmi, lavorava con fatica in una latteria di San Pietro di Feletto, un lavoretto estivo prima di tornare tra i banchi di scuola. Francesco infatti studiava scienze umane all'Istituto Marco Casagrande di Pieve di Soligo. Quando una scuola vede morire un suo alunno in maniera così tragica, perde un pezzo di sé. Queste le parole di cordoglio dell'istituto, che si prepara a suonare la sua prima campanella con un banco che rimarrà vuoto, e da uno dei suoi insegnanti, ancora scosso dal dramma, il ricordo di un ragazzo che non verrà mai dimenticato. L'ultima volta che l'ho visto a scuola, quello era il rapporto che avevamo. Abbiamo fatto un'interrogazione di recupero, ma gli ho detto bravo semplicemente. Aveva un bel senso dell'umorismo, era in grado di capire quando era il momento di lavorare, quando era il momento di scherzare, no? Era in gamba, sì, per la sua età. Ed aumentano anche le morti sul lavoro in Veneto. Nel 2022 fino a luglio sono state 2 alla settimana. I dati elaborati da Vega Engineering di Mestre indicano Venezia come la provincia con più decessi dopo Verona. Da gennaio a luglio del 2022 in Veneto 60 persone hanno perso la vita al lavoro, 7 in più rispetto al 2021. La media drammatica di 2 morti alla settimana dall'inizio dell'anno indica Venezia tra le province della regione col maggior numero di decessi assieme a Verona e Vicenza. In termini assoluti, il Veneto è la seconda regione italiana dopo la Lombardia per morti sul lavoro, ma secondo lo studio di Vega Engineering di Mestre, anche l'indice infortunistico, cioè il rapporto tra gli infortuni mortali e la popolazione lavorativa, vede il Veneto sopra la media nazionale. Generalmente i settori dove avvengono gli infortuni mortali sono purtroppo sempre gli stessi, in primis le costruzioni, manufatturiero e la logistica. Per contro le costruzioni hanno un numero di lavoratori alto ma non paragonabile come quantità al settore manufatturiero, e quindi vedere che nelle costruzioni avvengono tanti infortuni significa che stiamo di fronte a un settore in cui il rischio di infortunio mortale, quindi infortunio più grave, è molto elevato. A volte può capitare che mestieri che richiederebbero un certo apprendistato siano svolti da lavoratori impiegati temporalmente nel settore, magari in attesa di un'altra occupazione. Teniamo conto anche di un altro fattore che è altrettanto interessante, che è l'età. Se noi andiamo a vedere gli infortuni soprattutto mortali avvengono con maggior frequenza quando si diventa vecchi, quando ci sono lavoratori anziani. Le norme per la sicurezza sul lavoro ci sono e se osservate sempre potrebbero ridimensionare sensibilmente questa drammatica contabilità, ma non sempre è così. Si pensi che spesso gli infortuni mortali, soprattutto nel settore delle costruzioni, coinvolgono il datore di lavoro, e qui si va oltre a quello che può essere il mero ragionamento del risparmio, perché evidentemente se anche il datore di lavoro rischia la sua vita vuol dire che c'è proprio un problema culturale. Michele Merlo, il cantautore di Rosà, morto l'anno scorso di leucemia, poteva essere salvato, lo dice la perizia disposta dal GIP di Vicenza. Andremo avanti fino alla fine. La perizia ha solo confermato quello che ho sempre saputo. Così al telefono Domenico Merlo, padre di Michele, il cantautore rosatese morto di leucemia il 6 giugno 2021, reagendo alla notizia che il figlio avrebbe potuto essere salvato con una possibilità tra il 79 e l'86% se il medico di base avesse capito che l'ematoma alla gamba era il sintomo della malattia che l'ha ucciso. La notizia shock emersa
diversa dall'esito della perizia disposta dal GIP di Vicenza nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo che vede indagato il medico di base con studio a Rosà a cui l'artista si rivolse il 26 maggio dello scorso anno. In quell'occasione Merlo gli mostrò un vasto ematoma che da poco più di una settimana gli era spuntato sulla coscia sinistra senza traumi. Lo specialista trattò il livido come un banale strappo muscolare, applicando sulla gamba una benda allo zinco raccomandandogli di tenerla per alcuni giorni. In realtà quello era uno dei primi segnali del tumore che stava intaccando le cellule del sangue. La relazione dei consulenti nominati dalla giudice Antonella Toniolo è stata depositata nei giorni scorsi. Intanto il legale che segue la famiglia Merlo, l'avvocato Marco Antonio Dalben, che abbiamo raggiunto telefonicamente, ci ha spiegato che dalla perizia sono emerse due questioni che pare però siano in contrasto tra loro, perché da un canto, dice, viene confermato un errore colposo del medico di base, dall'altro viene lasciato aperto il tema del nesso di causa. Tutte questioni che saranno discusse in tribunale a partire dal prossimo 29 settembre. Intanto Domenico Merlo non si dà pace e chiede solo che sia fatta giustizia per suo figlio. Se qualcuno ha sbagliato, dice, deve essere punito. Nel maggio scorso era stato arrestato dalla polizia per una raffica di spaccate in centro a Treviso, ma dai domiciliari è evaso 8 volte tornando a rubare. In cella un 22enne. Arrestato e posto ai domiciliari, si era detto pronto a cambiare vita e a cercarsi un lavoro, ma il 22enne centroafricano, finito in manette 3 mesi fa perché ritenuto responsabile di furti e spaccate a negozi e locali del centro, un mestiere se l'era trovato solo per finta, ottenendo dall'autorità giudiziaria il permesso di uscire di casa per recarsi al lavoro presentando documenti falsificati. La polizia che ne ha seguito i movimenti ha accertato ben 7 evasioni e lo ha pure denunciato a piede libero per altri 4 furti, 3 nel negozio H&M di Corso del Popolo il 3, 10 e 18 agosto e un altro da Pittarosso in Viale della Repubblica una settimana fa. Il 22enne non ha dunque perso il vizio del furto. Questa primavera l'ultimo colpo l'aveva messo a segno all'Osteria Dall'Oro, a 2 passi da Piazza Pio X. La titolare, Maria Rossetto, era all'interno del locale quando il malvivente aveva fatto irruzione. Ho sentito i colpi, ero in magazzino. Hanno portato via l'incasso, che era pochissimo, 5 euro, dopo hanno portato via il portafoglio, che sarà stato 50-60 euro, in più i telefoni. Per il ladro seriale il magistrato ha disposto la custodia in carcere, ma quando gli agenti della squadra mobile sono andati a prenderlo, in casa neanche c'era. L'ottava evasione dai domiciliari, a riprova della spregiudicatezza che aveva dimostrato anche nel compiere i colpi. Sono coraggiosi questi qui, con tutti gli appartamenti, hanno fatto un casino della miseria, perché col tombino a sfasciare un vetro di quelli grossi, antiproiettili e antisfondamento, hanno fatto anche fatica. Il 22enne si trova ora rinchiuso in carcere a Sant'Abona, da dove per il momento non potrà più compiere le sue incursioni. Tappa sul ghiacciaio della Marmolada per i glaciologi di Legambiente. Nessuna salita possibile sul ghiacciaio della Marmolada, ma il punto di osservazione scelto dalla carovana di Legambiente in quota con gli esperti del Comitato Glaciologico Italiano racconta il suo stato di agonia. Io l'ho visto un ghiacciaio sempre più ridotto, risicato, la montagna è sempre bella, ma questo gigante di ghiaccio sta sparendo a vista d'occhio. Gli scienziati del Comitato Glaciologico Volontari, che ogni anno misurano 100 ghiacciai sulle Alpi, confermano come non ci sia più tempo da perdere. Tutti i ghiacciai in questo momento sono in una fase di fortissimo ritiro e la Marmolada in particolare ha registrato in poco più di un secolo una diminuzione del 90% del suo volume e più del 70% della sua area. Il ghiacciaio della Marmolada è destinato a sicura morte, tempo di vita stimato 15 anni, spiegano gli esperti che hanno notato un'accelerazione dei fenomeni di fusione negli ultimi 10 anni. Dagli anni 50 noi abbiamo perso quasi 50 metri di spessore di ghiaccio e quel che è importante osservare è che se consideriamo il periodo 1950-2010
1/3 del ghiaccio se n'è andato in questo arco di tempo e i 2/3 di questo volume sono scomparsi solo negli ultimi 10 anni. Negli occhi di tutti le tragiche immagini del distacco del 3 luglio, costato la vita a 11 persone, appassionati della Marmolada, donne e uomini che la montagna la amavano e conoscevano. Nessuno vi è più salito da quel tragico giorno, ma i dati forniti da aeromobili e satelliti permettono di ricostruire l'accaduto. Per quanto riguarda le cause scatenanti, sicuramente la temperatura molto alta, quindi questo vuol dire una grande produzione di acqua di fusione che attraverso i crepacci è stata immagazzinata in questo piccolo ghiacciaio sospeso, e quindi il peso dell'acqua, la pressione sulla superficie basale e tutta una serie di altri fattori combinati insieme di fatto hanno determinato l'esito finale, che è stato quello del collasso. Una massa che si è staccata franando sulla via normale, il tutto in un minuto. Il fronte era abbastanza ampio, quindi è stato molto difficile evitarla, e quindi sono stati investiti in pieno. Poi ha percorso un altro chilometro e mezzo, e dopo 2 chilometri e 300 metri circa si è arrestata appena sotto il pian dei fiacconi. L'evento tra l'altro è stato misurato dai sismometri, quindi la quantità di energia che è stata liberata era significativa, e corrispondente a un terremoto di magnitudo 0,6. La campagna elettorale, ora lavoro, salute e ambiente sono tra le priorità del programma dell'Alleanza Verdi-Sinistra, un programma che si propone anche di combattere le ingiustizie sociali. All'interno della coalizione di centro-sinistra, assieme a Partito Democratico, Più Europa e Impegno Civico, l'Alleanza Verdi-Sinistra presenta candidati e programmi per le elezioni del 25 settembre, partendo da 3 parole d'ordine: ambiente, lavoro e salute. Queste sono le priorità, sono i beni comuni e devono essere garantiti a tutti i cittadini ovunque loro abitano. L'ambiente perché è la sfida del futuro e anche dell'oggi. Il lavoro perché bisogna dire basta a precarietà e perché ci vuole qualità del lavoro, e naturalmente la salute perché a tutti deve essere data la possibilità di poter essere curati. L'attenzione alla persona si traduce in diritto alla casa, contrasto alla precarietà e al lavoro irregolare, salario minimo di almeno 10 euro l'ora, in una parola giustizia sociale. E noi sappiamo che anche nella nostra regione le ingiustizie sono moltissime. Intanto ancora una differenza veramente notevole tra la situazione occupazionale delle donne e degli uomini, e poi le future generazioni, giovani molto preparati, istruiti, formati, che vanno all'estero. Tra i punti fondanti anche la sicurezza. La lotta alla criminalità, sostiene l'Alleanza Verdi-Sinistra, si vince con un programma più ampio rispetto alla destra. Dove ci sono gli spacciatori ci sono i delinquenti, quindi bisogna fare la repressione. Ma se a questo non accompagni interventi sulle questioni sociali, quindi le attività sociali che si possono fare, progetti di riqualificazione urbana, è evidente che tu fai un lavoro a metà. Ma questo non lo diciamo solo noi che stiamo da una parte politica, te lo dicono anche le autorità predisposte alla sicurezza. In ultimo, un appello agli elettori indecisi o tentati dall'astensione. Cerchino di vedere veramente, di guardare con speranza e fiducia a noi, una come me per esempio, che conosce bene la fatica quotidiana delle donne e che sa mettere al primo posto una politica vicina alle persone. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, restate con noi, tra poco la Mostra del Cinema di Venezia. E rieccoci in diretta con il telegiornale del Veneto. Andiamo dunque al Lido di Venezia, dove si sta per aprire la 79esima edizione della Mostra del Cinema. Abbiamo in collegamento al telefono il nostro Lorenzo Maier. Buonasera Lorenzo. Buonasera Magda, a te e ai nostri telespettatori. Ci siamo veramente in un momento topico, nel senso che tra qualche minuto inizierà la cerimonia di apertura di questa 79esima Mostra Internazionale d'Arte e Cinematografia di Venezia. Bellissimo il colpo d'occhio del red carpet è finalmente aperto al pubblico, i fans sono davvero numerosissimi, un ritorno in grande stile con striscioni, e devo dire che anche tutti i vivi si prestano, almeno finora, molto volentieri al bagno di folla, e proprio questi 2 anni di digiuno hanno fatto sì che le star vogliono anche avere il contatto con il pubblico, per cui
firmano autografi, si prestano a fare i selfie. Abbiamo visto la madrina che già da mezz'ora in Sala Grande sta preparando gli ultimi dettagli del suo discorso, sta il ministro Franceschini che qui domani da Venezia lancerà una promozione speciale per il cinema per risollevare il mercato cinematografico e l'affluenza nelle sale anche oltre la mostra. Anche questo è un aspetto fondamentale di queste kermesse. Tanta mondanità, tanto entusiasmo, questa sera poi 1000 invitati saranno all'Excelsior per i party di apertura di questa mostra. Ma oggi è stata la giornata di Catherine Deneuve che riceverà il Leone d'Oro alla carriera, e a questo proposito vediamo il servizio che abbiamo realizzato, e se non hai domande ti saluto. 55 anni dopo il film Bella di giorno, in cui lei era protagonista, che vinse il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, Catherine Deneuve sbarca di nuovo in Laguna per ricevere il Leone d'Oro alla carriera, accolta da un tripudio di fan già in attesa dalle prime ore del mattino. In conferenza stampa Deneuve ha dichiarato: quando ho cominciato non conosceva il cinema così, ho avuto la grande fortuna di lavorare con Jacques Demy, quando ero molto giovane, dunque è stato molto importante per me, perché avevo fatto pochissimo film, e veramente una ragione maggiore di incontrare il cinema. E anche oggi quello importante per me è di fare un film. La leonessa di giornata poi spiega la sua priorità numero 1. Nel film, prima di tutto, è la storia che vado a fare. Questo è il più importante, la sceneggiatura. Però a me che mi piace l'ambiente veramente con la gente con la quale vado a lavorare, chi conosco ha lavorato e chi vado a scoprire. Io amo sempre il cinema molto, veramente molto, e io vado al cinema e io amo vedere film in cinema, è sempre rimasto. Anche oggi ho avuto dell'entusiasmo per dei film anche nuovi, può essere, sì. E questo, per fortuna per me. Al Lido sperano di incontrarla e alla favorita di Luca Prader gli hanno dedicato perfino un balcone. È già visibile da oggi, la sera sarà illuminato con delle luci particolari dove risalterà con la scritta Leone d'Oro alla carriera a Catherine Deneuve. Ed ancora cultura, dal Santo a Berlino aprirà il 2 settembre la mostra Donatello, l'inventore del Rinascimento, che dopo Firenze farà tappa nella capitale tedesca, dove si potrà ammirare l'eccezionale crocifisso dell'altare maggiore della Basilica. Un'operazione delicata sotto il controllo costante dei restauratori e la supervisione della soprintendenza. Dopo Firenze hanno raggiunto Berlino i 3 bronzi di Donatello provenienti dalla Basilica di Sant'Antonio. Si tratta dello spettacolare crocifisso dell'altare maggiore, dell'Imago Pietatis e del Miracolo della Mula, sculture fondamentali nel racconto del genio di Donatello ripercorso dalle 90 opere della mostra dal titolo Donatello, l'inventore del Rinascimento. Le opere saranno esposte dal 2 settembre 2022 all'8 gennaio 2023 ai Musei Nazionali di Berlino, come spiega il co-curatore della mostra Neville Rowley. Già spostare un'opera del genere è una cosa quasi impensabile, che può accadere solo per occasioni eccezionali come questa mostra, o come i lavori di rifacimento dell'altare del santo che si sono fatti nei secoli, perché l'allestimento originale non c'era, non c'è più, il crocifisso non era sull'altare del santo come oggi, ma sul tramezzo, quindi si è già spostato questo Cristo, ma mandarlo a Berlino voleva dire che una cosa enorme. Dopo Firenze e Berlino la mostra sarà allestita a Londra con l'obiettivo di parlare a studiosi e visitatori di provenienze culturali diverse. Dal Veneto è tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. Il mese di settembre inizia con un'atmosfera alquanto instabile. Avremo ancora qualche fenomeno sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di giovedì risulterà piuttosto nuvolosa, lo vedete. Al mattino avremo occasionali piovaschi sparsi, ma via via in esaurimento. In pianura non si escludono dei momenti più asciutti con schiarite al pomeriggio, mentre sui monti saranno possibili ancora dei rovesci. Temperature in locale calo, minime tra 14 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 27 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui molte nubi, nel pomeriggio qualche pioggia sparsa e qualche isolato rovescio o temporale. Temperature minime sui 17-19 gradi, massime sui 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà piuttosto variabile, avremo maggiori schiarite che saranno però alternate a nuvolosità e a qualche acquazzone. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime sui 27-29 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.